Voleva intervenire, poi sentiamo ancora. Cioè, io un attimino, anche per il consigliere regionale della Lega che prima si lamentava che questi insulti fanno perdere tempo ai problemi del Paese, sono loro che li fanno, quindi se evitassero di fare insulti a un ministro forse meno tempo si perderebbe, perché diamo il senso a tutto. Per la prima volta in Italia abbiamo un ministro di colore che è un ministro per l'integrazione. Già questo secondo me è una grande vittoria per il nostro Paese da un punto di vista di civiltà. Quindi per quanto mi riguarda sono loro i primi poi che dovrebbero smetterla di fare, infatti non giustamente... Non capacità per fare il ministro, scusami, hai ragione su tutto, No, ma spiegati come mai. Se mi fai finire ma però, sì, scusa, hai coraggio di dire che non è competente? Ma allora innanzitutto dopo facciamo lavorare, allora, ma devi dire che non è competente per fare il ministro della settima... Facciamola iniziare a lavorare, questo ministro sono 3 mesi che sta qua, se appena parliamo dei diritti di integrazione per la cittadinanza si scatena un fuoco di fila, attenzione che i diritti, caro Sindaco, sono gratis, non sono un costo, sono d'accordo, quindi cerchiamo di iniziare a ragionare, perché qui stiamo facendo tutto quanto, giustamente come diceva il direttore Bacialli, il problema serio è in questo momento, parlavamo prima della povertà, ma i diritti sono gratis, quindi accettiamo o no che per essere più civili dobbiamo iniziare ad avere una maggiore integrazione, questo è un dato che deve partire, quindi ripeto, sono gratuiti, diamo atto che questo ministro appena ha messo piede in Parlamento è stato oggetto di violente critiche, perché è la prima volta anche che nel nostro Paese c'è un ministro di colore proprio per l'integrazione, ha detto di essere fiero di essere italiano. Onestamente, ripeto, ringrazio anche il governatore Zaia, anche il presidente, se non sbaglio, Muraro, alcuni esponenti della Lega all'inizio subito hanno detto che questo non è questo modo di far politica. Per quanto riguarda il discorso del sindacato, su certe cose mi trova leggermente d'accordo, ad esempio mi colpisce il sì al detto dalla CGIL, infatti volevo chiederlo anche a Paolino, per l'Expo 2015 i famosi contratti a 500 euro che dovrebbero essere adesso in poi i famosi contratti a tempo determinato, i giovani, come dire, il modo contrattualistico del futuro. E chiudo, mi ha colpito anche un manifesto fatto dagli industriali dove si scriveva meno tasse per le imprese e meno tasse per i lavoratori. Torniamo al solito discorso, io sono d'accordo anche con quello che dice lei, iniziamo innanzitutto a levare i privilegi, come ne avevamo parlato anche l'altra volta, mi ha colpito ad esempio i presidenti delle partecipate della Regione, che è uscita adesso sul sito della Regione, 154.000 euro a un presidente, può fare quello, come dire, lavorare anche 18 ore al giorno, ma un impiegato o un operaio se lavora 18 ore al giorno non prende quella cifra. E l'altra cosa, iniziamo veramente a riparlare finalmente di un problema serio che è la redistribuzione della ricchezza, qui se no non riparte niente. Io ecco, una cosa che ripeto che su questo mi ha colpito, però non sono d'accordo su una cosa, il sindacato è servito per i diritti, perché senza il sindacato, attenzione, spesso i diritti non sono sempre diritti acquisiti, sono anche diritti conquistati. Sono d'accordo. Cioè c'è da dire questo, perché grazie anche alla lotta del sindacato, che forse adesso io l'avrei visto più, come dire, più di fronte, no? Più che ancora c'era il vecchio modo del parlare tra il padrone, come il vecchio termine, e il sindacato. In questo momento mi sembra più un sindacato ratificatore, no? Come dire, meglio di così non si può fare, però bisogna darne atto, senza il sindacato questo è il Paese, secondo me il lavoro sarebbe stato ancora peggio di questi termini. Grazie.